A me sembra che davanti a una condanna come questa, in altri casi fanno il giro del palo e non vedono neanche il carcere. Cioè, questo è il paese dell'impunità, cioè, che non facciamo finta di essere in un paese dove c'è la punità, cioè, qui siamo nel paese dell'impunità. Mi rivolgo al capo dello Stato, che conosco essere persona sensibile davanti a una famiglia, davanti a quello che è accaduto, che fortunatamente non ha avuto il morto, e che quindi ci sia la grazia. Dall'altro però chiedo che nell'attesa quantomeno possa tornare a casa. Proviamo a immedesimarci, a metterci nei panni di Onichini che si trova un ladro in casa. È ovvio che saltano i freni inibitori, saltano tutti i meccanismi che una persona comunque si dà, no? C'è un elemento che è la paura, c'è un elemento che è quello della difesa del nido. Ci vorrei ricordare che Onichini ha 2 bambini, una moglie, c'è quella della difesa di un territorio, no? Quindi secondo me la comprensione è fondamentale. Penso che giustamente lì si sia trovata in preda al panico, perché solo in preda al panico, cioè non mi risulta che Walter Onichini sia un noto pistolero, non mi risulta che Walter Onichini ambisse a impallinare qualcuno prima o poi. Quindi io penso che questo sia un elemento da tenere molto in considerazione. Davanti a un terribile fatto come quello, come ci saremmo comportati noi? E quello che è accaduto è comunque segno di uno stato di ansia, di disperazione, di paura. Cioè, io non faccio il difensore di Onichini, però penso che debba essere visto tutto nel complesso questa vicenda. Io penso che a lui debbano essere riconosciute queste attenuanti. Tutti noi ci aspettavamo questo, no? Nessuno ha negato i fatti. Però l'unico fatto concreto dal punto di vista giuridico è che il ladro è libero e Onichini in galera.